Cosa aspetti? Va ora in onda Potere al Popolo. Pompami il Santo Stefano, siamo in diretta alle 9.45, Sammy Varin su Radio Libertà, atmosfera di festa sicuramente, grazie ancora a tutti voi che ci ascoltate, che ci amate e che ci sostenete. Chi ci guarda in radiovisione vede davanti a me una pacottiglia di panettoni, scatoloni vari, tutti vuoti, che significa che abbiamo apprezzato alla fin fine, si è mangiato pandori, panettoni e si è approfittato di quei 5 euro che avete deciso di spedire sul conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà come sostegno per la nostra bellissima avventura di controinformazione. E chiaramente approfittatene in questi giorni di vacanza, se avete qualche ora di tempo, anche dal sito radiolibertà.net, attivissimo, abbiamo di là in redazione Beppe che è già pronto a inserire, ad esempio, il nostro direttore Giovanni Sallusti che ha appena fatto il suo redazionale. E la notizia del giorno, l'avete sentita, è che sono stati attaccati ed eliminati i terroristi dell'ISIS in Nigeria perché in questi mesi, in questi anni, hanno ucciso cristiani innocenti. Gesù li ha puniti e non Gesù proprio, ma ci ha pensato Trump. E questa è una buona notizia. Oddio, quando si muoiono, vengono uccise persone non è mai una buona notizia, però questi erano personaggi che odiavano i cristiani e non vorrei dire, ma ne siamo pieni anche qui nel nostro paese di personaggi che odiano i cristiani, che fanno il bello e cattivo tempo approfittando di giudici, di magistrati che interpretano le leggi a loro favore. E proprio su questo argomento, visto che oggi facciamo una trasmissione un po' speciale, non ci sono giornali in edicola, ci sono solo le agenzie, stiamo facendo anche approfondimenti su quelli che saranno gli argomenti delle prossime ore. Io non vorrei portare sfiga, chiaramente, ma non è successa neanche una violenza la notte di Natale, meno male, ma si avvicina l'ultimo dell'anno e in città come Milano, avete sentito, non ci sarà nessuna festa, nessun veglione, nessun concerto, a differenza di altre città dove si stanno spendendo un fracco di soldi. Ho sentito anche in Sardegna arrivano personaggi di primissimo livello a fare il concerto. A Milano niente. E il concerto certamente ce li faranno i Maranza con la loro festa principale, che è quella che fanno alle nostre ragazze. Quindi l'appello subito che faccio è: se avete parenti o amici, nipoti e nipotine che vogliono andare in centro a Milano l'ultimo dell'anno, attenzione. Se ce li mandate, fate in modo che ci sia un fratello, un cugino, qualcuno che li accompagni, non fatele andare da sole. Sì, sono in 3, 4, 5 ragazze, certo ci si diverte a essere tutte ragazze da sole, ma abbiamo visto che Milano non è più una città sicura ormai da troppi anni e gli esempi degli ultimi mesi sono davvero sulle pagine di tutti i giornali, tipo quel ragazzino di 15 anni che cosa non gli hanno fatto in corso Buenos Aires, in pieno centro di Milano, alle 8 di sera, con la gente che si scostava mentre gli amici Maranza lo frustavano con la sua cinta, lo derubavano, gli toglievano le scarpe e capisci? Cioè, la violenza non è stata tanto quella di questi Maranza che avevano più o meno la loro età, tutti naturalmente figli del barcone, ma la violenza principale è stata fatta da tutti i milanesi che si scostavano, come dire: ho fretta, scusi, mi lasci passare, senza girarsi a guardare cosa stava accadendo. Che schifo! Proprio su questo schifo, signori, io apro le ostilità allo 0292947222, ma anche tramite WhatsApp al 3406709659, lanciando un pezzo potentissimo. Penso che siamo l'unica radio che trasmettono questa canzone, che si trova comunque su YouTube. È di Giulio Curatella, componente del direttivo nazionale dell'associazione Il Mondo al Contrario, già membro attivo della Lega in Basilicata,
il pezzo potentissimo che trasmettiamo per la prima volta su queste frequenze e ribadisco e Disco Riba, probabilmente siamo l'unica radio che lo trasmetterà, si intitola Remigrazione, unica soluzione. Non è colpa nostra se il vento è cambiato, se le città si svuotano e il caos è avanzato. Non è colpa nostra se il confine è violato, se la legge è calpestata e il popolo dimenticato. Basta menzogne, basta resa, la terra ci chiama, la storia ci pesa. Figli del ritorno, fratelli d'acciaio. Remigrazione, unica soluzione. Ritorno alla legge, ritorno all'onore. L'Italia si rialza col fuoco nel cuore. Remigrazione, unica soluzione. Chi non ha diritto riprenda il suo mare. Questa è la nostra casa e la faremo respirare. Remigrazione, unica soluzione. Remigrazione, unica soluzione. Non è odio, è ordine, non è violenza, è il diritto antico di ogni esistenza. Le porte si chiudono quando serve chiudere la sovranità. Non si può più svendere, basta falsi miti, basta falsa pietà. Chi tradisce la patria pagherà. Figli del ritorno, fratelli d'acciaio. Remigrazione, unica soluzione. Ritorno al confine, ritorno al destino. L'Italia rinasce, non chiede permesso. Remigrazione, unica soluzione. Chi è entrato senza legge torni alla riva. La nostra bandiera resta viva. Remigrazione, unica soluzione. Remigrazione, unica soluzione. Non è ostilità, è chiarezza. Non è razzismo, è giustizia. Patria mea, sanguis mea, lex eterna porta clausa, redite un devenistis. Italia resurgit in vita. Figli del ritorno, fratelli d'acciaio. Alziamo i confini, spezziamo il ricatto. Remigrazione, unica soluzione. La terra ci chiama, il sangue ci unisce. Remigrazione, unica soluzione. L'Italia si sveglia e non china più il capo. Remigrazione, unica soluzione. Remigrazione, unica soluzione. Dal nord al sud, dal mare alle montagne, una sola voce, un solo destino. Figli del ritorno, l'Italia è viva! Avete capito? Questo è il nuovo termine che dobbiamo cominciare a utilizzare in casi di estrema necessità, quando un immigrato o un figlio di immigrati nella nostra terra compie
gravi reati. Gli si rimanda al loro paese o gli si toglie la cittadinanza italiana. Signori, sto dicendo eresie potentissime, chiaramente il mondo di sinistra queste cose non le vogliono neanche sentire. Noi le lanciamo ormai da qualche tempo sulla nostra radio e le ha rilanciato questi concetti Giulio Curatella in questo pezzo che trovate facilmente su YouTube. Lo devo dire, cantato dall'intelligenza artificiale, ma scritto da Giulio Curatella, si intitola Remigrazione, unica soluzione. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E chiaramente, se avete qualcosa da dire su questo e altri argomenti, potete chiamarmi allo 02 9294 7222. Siamo in diretta anche il giorno di Santo Stefano per voi questo ed altro, come dice una famosa pubblicità. Secondo me, se non ci si libera alla svelta di quella marionetta di Zelensky, non arriveremo a combinare nulla di buono, ci scrive Giovanni da Varese. A proposito dell'editoriale di Giovanni Sallusti, non ho ancora visto a tuttora gli estremisti di sinistra e anche quelli moderati, tra virgolette, moderati vuol dire anche qualcuno di centrodestra, signori, scendere in piazza e fare come è il loro solito, che io non condivido, buttare all'aria mezze città per difendere il massacro quasi quotidiano dei cristiani di mezzo pianeta. Loro sì sono razzisti. È vero, di questa cosa ne abbiamo parlato soltanto noi, da mesi si ammazzavano cristiani e finalmente qualcuno ha fatto qualcosa. Oggi in tutti i telegiornali sentirete dell'attacco di Trump in Nigeria contro i terroristi dell'ISIS e molti di questi, lo ripeto, li abbiamo anche a casa nostra e sappiamo che cosa combinano, come non rispettano le leggi e come una certa politica li stia aiutando. Ma sentiamo le vostre voci. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Buongiorno a te, non posso farti come ho fatto con Natalia gli auguri di buon Natale perché è già passato, ma quelli di fine anno sì. Anche a te, grazie. Una annotazione legata a Facebook, mi è arrivata la notifica che tu sei in diretta 4 minuti fa. Meglio tardi che mai. Sì, allora mi aggancio un po' a quello che ha detto Antonella, io spero che lei abbia ragione, però una cosa c'è da dire. Il Natale 2025 ci ha portato un grande dono che purtroppo può essere triste, ma può anche essere il segnale di un possibile risveglio. Perché? Perché ormai è evidente a tutti l'offensiva che sta avvenendo contro il cristianesimo o contro la cristianità. Attraverso cosa? Attraverso non tanto gli immigrati, ma attraverso, noi parliamo dell'Italia, ma in questo potrebbe essere agganciata anche tutta l'Europa, tutte quelle persone occidentali che, odiando a tal punto il nostro mondo occidentale, hanno deciso di sferrare un'offensiva formidabile contro la radice dell'Occidente, cioè il presepe. Ogni anno, ormai accade, io lavoravo ancora a Cremona in una radio locale negli anni 90, avviene questo, però quest'anno è molto più evidente rispetto ad altri anni. Tu mi potrai dire sì, ma gli altri anni c'erano stati degli attentati ai mercatini di Natale, ai villaggi di Babbo Natale, addirittura anche con dei morti. Forse quest'anno non sono avvenuti perché c'è stata molta più attenzione da parte delle forze dell'ordine e da parte dei servizi segreti dei vari paesi occidentali. Però fatto sta che in quest'anno è stato molto più seguito dalla popolazione e anche segnalato dai media questa cosa. Di chi sono? Io mi dilungo un attimo in più perché c'è più tempo, ma non cercherò di stringere. Ma questo avviene attraverso chi? Attraverso le persone invece che avrebbero il compito di preservare le nostre radici cristiane occidentali. Quindi a partire dalle scuole, dirigenti scolastici, insegnanti, ma anche intellettuali, politici, commentatori, giornalisti, eccetera. Tutto questo non avviene e questi odiano talmente il nostro essere occidentali che sarebbero, se non lo hanno già fatto, già pronti a vendersi alla prima religione che gli promette
di cancellare la croce, cancellare il nostro simbolo. Cosa possiamo fare noi? Possiamo assolutamente fare quello che fanno i musulmani, perché i musulmani fanno ancora comunità, gli indù fanno ancora comunità, altre religioni fanno comunità. Invece noi occidentali comunità non siamo più capaci a farla. Perché? Perché è esploso l'individualismo e soprattutto abbiamo perso la voglia di lottare. Perché? Perché come gli ucraini lottano contro i russi, le popolazioni dell'est sono molto più combattive perché noi ci hanno addormentato con il benessere, mentre altre popolazioni non ce l'hanno ancora questo benessere e quindi sono pronte a darsi da fare, cosa che invece noi non facciamo molto spesso perché pensiamo di perdere quel benessere, quel nostro essere coccolati, coccolosi in casa che ci hanno regalato negli ultimi 40, 50, 60 anni, eccetera. Io invito tutti quanti invece a fare comunità, perché a questo punto, ragazzi, c'è soltanto da lottare, perché quelle che abbiamo di fronte, a partire dai venduti occidentali ad altre religioni, vogliono praticamente farci pagare il fatto di essere occidentali e rimetterci sotto il tallone di un'altra religione che non parla di pace. Chiudo, perché l'unica religione al mondo che parla di pace e di uguaglianza tra i popoli, che siano maschi, femmine o di altre religioni o di colori, è il cristianesimo. Le altre religioni non parlano di tutto questo, compreso lo schiavismo. Soltanto nel cristianesimo non si parla di schiavismo, nelle altre religioni sì. Ciao Sammy, grazie, scusami la lungaggine. Ma ci mancherebbe, grazie a voi, i vostri editoriali sono sempre i migliori editoriali in circolazione. È chiaro che stiamo venendo comprati, acquistati dalla religione islamica, anche perché questi hanno molti soldi, come si sono comprati interi quartieri di Milano, si stanno comprando anche noi, il nostro silenzio e un certo appoggio politico che stiamo dando a queste persone. A noi di Radio Libertà non ci compra nessuno e si vede come siamo conciati con le pezze al culo. Nonostante tutto siamo in diretta anche a Santo Stefano, quindi vi invito a farvi avanti. Scrivete un WhatsApp al 340 6709 659, magari anche con i buoni propositi per questo Natale ormai che sta trascorrendo e ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e al discorso di fine anno del Presidente. Telefonate allo 0292947222, ma adesso ci fermiamo per un attimo di pausa, c'è la canzone indipendente, signori, e saluteremo anche il bravissimo artista che la porta avanti. Ascolteremo tra poco Genoma Jazz di Baron Noir. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Viaggiando a ritroso fra le onde strabiche, aggrapparsi a un sogno già svanito all'alba. Sono padre senza figli, figlio della vedova, cavallo che non beve anche se c'è acqua. Considera di essere degno di un soffio di qualcun altro, Genova, d'un concetto empirico, e stare nella notte, nebbia che resta fra le colline assorte, molto in bilico, dentro il sonno e la fantasia. Io Dio disgiunti, solo amanti apocrifi, intercambiabili nel dolore, a volte ratti, a volte re, gusto aspro inespresso nell'inquieto stare, non diventerai mai come figlio della luna. Considera di essere degno di un soffio di qualcun altro, Genoma, d'un concetto empirico, e stare nella notte, nebbia che resta fra le colline assorte, molto in bilico, dentro il sonno e la fantasia.
Considera di essere degno di un soffio di qualcun altro. Genova, un concetto empirico. Restare nella notte, nebbia che resta fra le colline assorte, molto in bilico, dentro il sonno e la fantasia. Genoma, Genoma Jazz, 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 Genoma, Genoma Jazz. Buona roba buona per disinfestarci dalle feste del Natale. Basta tavolate, col cavolo, oggi è Santo Stefano, ragazzi, si ritorna a tavola, c'è poco da fare, non potete scappare. Riuscire a disintossicarci con un pezzo del genere però è già buona cosa. Si chiama Genoma Jazz e lui è Baron Noir, scritto Baronoir. Adesso chiediamo bene la pronuncia direttamente a lui. Claudio Spinosa, ciao! Ciao Sammy, ben sentito, ciao. E grazie per essere con noi a Santo Stefano, siamo andati a rompergli le balle, ragazzi, capisci? Claudio, dove ti abbiamo disturbato? Dove sei? Cosa stai facendo? Io sono in Abruzzo e niente, stavo contemplando il cielo grigio. Oh, almeno voi ci avete solo il cielo grigio, noi fino a ieri avevamo acqua, adesso pare che sia finita questa menata, soprattutto per le popolazioni dell'Emilia Romagna in difficoltà per i soliti straripamenti. Oh, Claudio Spinosa, con questo pezzo Genoma Jazz ci hai un po' purificato da tante brutte cose, anche tanti brutti pensieri che ci arrivano, sai, la nostra è una radio molto di battaglia. Stavamo parlando male del Presidente della Repubblica, stavamo parlando male dei cristiani che sono stati uccisi in Nigeria in questi mesi e finalmente Gesù li ha puniti, non proprio Gesù, però qualcun altro insomma si è incazzato. Stavamo parlando male di tante cose, dei Maranza che ti picchiano, ti violentano, ti capisci che brutte storie a Radio Libertà. Per fortuna sei arrivato tu con questo pezzo Genoma Jazz. Ora ci devi dire bene come si pronuncia, Baron Noir o Baronoir, come è effettivamente scritto, perché questo nome e soprattutto come lo dobbiamo dire. Allora, intanto si pronuncia Baron Noir, cioè noir nero in francese, quindi Baron Noir. E si riferisce appunto principalmente proprio a un taglio letterario più che altro, quindi l'atmosfera è quella del noir, quindi proprio del genere letterario stesso. E quindi insomma un qualcosa anche di raffinato, e poi che cosa dici, che cosa racconti? Mentre stiamo parlando mi arrivano anche messaggi al 340-6709-659, qualcuno che ti apprezzava e diceva mi ricorda tanto il compianto non perché è morto ma perché non si sente più da nessuna parte sulle radio, Eugenio Finardi, che sicuramente non c'entrerà nulla, però ha colpito anche me la tua voce e questo modo di cantare che non sentiamo più da tanto tempo. Cosa contiene Genoma Jazz, Claudio? Genoma Jazz in realtà è un po' la sintesi della mia, chiamiamola così, discografia, seconda discografia, perché in realtà la mia avventura musicale si compone essenzialmente di due blocchi, di due fasi. C'è la prima fase che era quella di circa 20 anni fa, quindi adolescenziale per intendersi, in cui facevo tutt'altro, quindi il mio genere era più orientato per i suoni che andavano un po' all'epoca, quindi parliamo del
del post-punk, del grunge, insomma di quei suoni che imperversavano un po' nella metà degli anni 90, nella fine degli anni 90. E questo secondo blocco, proprio come Baron Noir, in cui praticamente c'è un'esplorazione diciamo apparentemente diversa, quindi andiamo appunto sul folk, sul blues, sul country, eccetera. E questo Genoma Jazz, che è appunto proprio il mio ultimo singolo che pubblicato, è un po' la sintesi di questa seconda avventura musicale, e fonde essenzialmente incursioni swing, jazz e se vogliamo anche indie rock, insomma, quindi è un po' una sintesi di questo. E per quanto riguarda il testo, possiamo... allora, intanto il testo ha un taglio poetico, nel senso che io scrivo anche poesie, quindi pubblico anche poesie, e la maggior parte dei testi delle mie canzoni, dei miei brani, prendono proprio dalle mie poesie, quindi sono pescati lì essenzialmente. E quindi un testo appunto che ha diciamo un taglio poetico ed è un po' la disamina di quello che è la situazione attuale, no? Un po' come dicevi tu prima, senza entrare poi essenzialmente molto nei dettagli, perché poi non mi piace analizzare le cose nel dettaglio, perché analizzare le cose nel dettaglio significa poi automaticamente anche schierarsi un po', no? O quindi certo, prendere o l'una o l'altra parte, e quindi cerco di lanciare comunque il messaggio, ma di rimanere comunque sempre nel metafisico, chiamiamolo così. Ed è poi essenzialmente con un linguaggio piuttosto simbolico, infatti insomma ascoltando bene il testo si nota appunto questo uso di simbologia, e è un po' la riscrittura della nostra storia, no? Cioè, siamo sicuri che non siamo appunto frutto di qualcosa di stabilito, di voluto, di un'ingegneria del DNA, come dire, precisa. Insomma, mi riallaccio un po' anche a queste teorie del genoma alieno, insomma, di queste di questa visione che secondo me non è molto fantascientifica. Signori, Però sentite? Cioè, la sua canzone è un po' una tangenziale, no? Che non ti porta da nessuna parte, ma con tante uscite, e quindi sfiora varie situazioni, vari argomenti che stanno anche molto a cuore a certi nostri ascoltatori, ma non li cita perché, lo sapete, citando le cose poi è chiaro di ecco, tu sei comunista, tu sei fascista, no, sei gomblotista, e l'artista deve essere un artista e deve mettere sul tavolo gli argomenti, deve usare l'ironia e la maieutica per far uscire la verità, e ci vuole una bravura molto molto forte che, devo dire, secondo me Baron Noir ce l'ha in questo pezzo. Genoma Jazz, tutto attaccato se volete, ma salta fuori comunque da YouTube o sugli store digitali, che vi invitiamo ad ascoltare in questi giorni di Natale, perché è vero, Natale siamo tutti più buoni, però non siamo coglioni, e quindi insomma a volte bisogna pensare anche a quello che sta succedendo intorno a noi e dove sta la verità, che io dico sempre sta nel mezzo. Non ce l'abbiamo in tasca noi di Radio Libertà, ma abbiamo la libertà di farvi scegliere. Baron Noir, Claudio Spinosa, cosa bolle in pentola? Stai già pensando qualche altra situazione musicale, qualche serata dove far meditare i tuoi uditori? Raccontaci. Allora, per quanto riguarda le serate, ce n'è una imminente, quindi parliamo di domenica alle 19, al pub 1830 di Monterotondo, vicino Roma, provincia di Roma.
Per quanto riguarda l'uscita, ecco, conto di pubblicare il mio prossimo singolo proprio il 16 gennaio. Il 16 gennaio, che è tra l'altro anche il giorno del mio compleanno. Wow. E quindi mi autoregalo appunto l'uscita del nuovo singolo. E chissà di che cosa parlerà Baron Noir, scritto Baronoir. È chiaro che quello che dovete fare, oltre a fargli gli auguri per quel giorno, è cercarlo su internet. Cosa bisogna scrivere per trovarti, Claudio? Allora, in realtà è un po' complessa la Lo sapevo. Ne abbiamo trovato uno bello da seguire ed è un casino da trovare. Ma è come fare la spesa dal contadino, ve lo dico sempre. Bisogna cercarlo il contadino, poi arrivi lì e lui non c'è perché è fuori a lavorare e aspetti, prima o poi arriva. Spiegaci, dai, spiegaci. Allora, per quanto riguarda i miei profili, cioè, parliamo di Facebook, TikTok e YouTube, è semplice, quindi Baron Noir e mi trovate lì. Il complicato arriva su Spotify, perché il mio primo nome era Santo Claus, infatti siamo proprio in clima. Il mio primo nome era Santo Claus Ensemble e quindi i primi brani, i primi pezzi li ho pubblicati con quel nome su Spotify, che poi non sono più riuscito a modificare, nel senso che Spotify ti dice: per modificare il nome devi aprire un nuovo profilo, quindi ricaricare di nuovo, insomma, cioè praticamente sono una procedura un po' particolare, per cui su Spotify è rimasto, cioè la maggior parte della mia discografia è rimasta con quel nome, quindi con Santo Claus Ensemble. E mentre Genoma Jazz è pubblicato con un profilo Spotify come Baron Noir proprio. E allora c'è questa dicotomia, però per andare sul sicuri magari si va appunto su YouTube, dove il nome è quello e quindi non ci si sbaglia. Non potete sbagliare, spesa da Baron Noir, spesa bene, Genoma Jazz. Claudio, grazie davvero per questa chiacchierata dall'Abruzzo in versione Santo Stefano. Buone feste e ci risentiamo quando esce il nuovo singolo, d'accordo? Va benissimo, un abbraccio a tutti, un saluto e tanti auguri. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. È chiaro, noi parliamo come la gente, parliamo soprattutto con la gente. Ci state scrivendo in tantissimi, vi ho risvegliato in questo Santo Stefano. Sì, siamo in diretta. 340-6709-659. Ci scrive Walter: chi ha inventato e finanziato l'ISIS? Chi ha imposto l'ISIS a capo della Siria? Mi sembrano gli stessi che hanno attenzione ai cristiani della Nigeria. Non avranno a cuore il petrolio nigeriano? Un presidente dell'ISIS lo trovano o lo hanno già a disposizione. Ecco, vedete i soliti gomblottisti. E poi ancora, ciao Sammy, buon Santo Stefano. Volevo chiederti se potessi inviarmi il discorso del nostro Claudio Borghi al Senato. Mi farebbe piacere mandarlo a qualche mio amico comunista. Ma carissimo o carissima, trovi tutto facilmente su Facebook cercando Lega Salvini Premier, o ancora meglio Lega Camera o Lega Senato. Se voi cercate su Facebook gruppo Lega Camera o gruppo Lega Senato, trovate tutti gli interventi dei nostri parlamentari, le ultimissime cose fatte in Parlamento, capito? Tra cui chiaramente anche il grandissimo Claudio Borghi Aquilini. Intanto però, a proposito di vi facciamo parlare tutti, belli e brutti, ma soprattutto qualunque cosa diciate, senti un po' chi ci è venuta a trovare in diretta a Santo Stefano. Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, buon Santo Stefano a te e ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, i non pigri che sono già svegli in questi giorni di festa. Bravi e sono rimasti lì a bocca aperta. Sono in diretta a Radio Libertà alle 10:20 di Santo Stefano, e certo, per tenervi informati, ma soprattutto per farvi pensare. Quando si ha un po' più di tempo tra una mangiata e l'altra si può anche pensare. E la Chiara Soldani, che scrive su leggifuoco.it,
Street, anche in versione cartacea lo trovate in edicola, Fuoco si chiama così. Ultimamente di pensieri ne ha avuti parecchi, è scritto anche degli articoli interessanti e completamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo, tanto che ti hanno fatto molti complimenti perché sei andata assolutamente fuori, cioè, chi sono i salmoni, quelli che vanno su al contrario, eccetera. Cioè, se uno dice una cosa, Sì. tu l'hai detta completamente all'opposto. Su cosa ti sei incentrata ultimamente? Quali sono stati gli argomenti che più ti hanno fatto aprire gli occhi dicendo ma che mondo di M che stiamo vivendo? Chiara? Ma Sammy, sicuramente uno degli argomenti più gettonati per quanto mi riguarda, perché me ne sto occupando da diversi anni, credo dal 2023 circa, è tutto il mondo in realtà, più che un argomento, il mondo sommerso dei papà separati o divorziati che vivono perennemente nelle vessazioni delle ex compagne o mogli. Ovviamente noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni, io ne ho scritto tanto, continuerò a scriverne perché mi rendo perfettamente conto e sicuramente anche tu che sei prima ancora che grande speaker e giornalista, un grande e attento osservatore e commentatore della realtà, soprattutto di quella realtà, come dicevo, sommersa, perché noi tante volte vediamo la punta dell'iceberg che ci viene chiaramente raccontata dalla stampa mainstream, insomma ci sono sempre queste narrazioni dove l'uomo è sempre la parte colpevole della coppia o della famiglia, dove l'uomo è sempre cattivo, dove è sempre colpa dell'uomo, dove l'uomo è il peggiore di tutti, poi però nella realtà appunto sommersa, quindi tutta la parte grande, preponderante dell'iceberg, ci rendiamo conto invece che la realtà sia completamente agli antipodi rispetto a questa narrazione. Ovviamente non parlo soltanto di padri, ma in generale di uomini che comunque vengono o hanno subito vessazioni, violenza psicologica, che vivono situazioni estremamente complicate. Confrontandomi tanto con amici, con persone a me care che hanno giustamente il proprio vissuto, hanno la propria storia, mi rendo perfettamente conto di quante storie appunto ci siano da raccontare e quante verità nascoste, un po' come quel famoso film di Zemeckis, si celino rispetto a tutto quello che vediamo in maniera a volte anche un po' superficiale. Quindi questo è un argomento secondo me del quale bisogna sempre parlare, va chiaramente a distruggere anche un po' la narrazione e la propaganda femminista che devo dire sta facendo più danni che altro, perché al posto di valorizzare la donna e insomma riscattarla in termini positivi la sta veramente distruggendo anche a livello, se vogliamo, un po' iconografico, ecco, mettiamoci anche questo aspetto magari un po' più frivolo rispetto a tutto il resto che chiaramente deve essere sempre maggioritario nel nostro ragionare. E poi, insomma, lo sai molto bene, Sammy, oggi evitiamo le censure, ma un altro fronte sempre caldo è quello dei vaccini e soprattutto di quanto abbiano inciso in maniera negativa sulla salute di tantissime persone che hanno anche loro bisogno di essere ascoltate, che meritano veramente attenzione e di emergere, perché il nostro lavoro, il bello del nostro lavoro è quello di poter dare voce a chi ne ha veramente bisogno. E siccome mi rendo conto che anche a livello di titoli di libri ultimamente, insomma negli ultimi anni ci siano sempre un po' gli stessi argomenti, no? Si dicono sempre le stesse cose, ho sentito molto spesso, giustamente in realtà, parlare anche della cosiddetta famiglia nel bosco. Quindi del fatto appunto che questi signori e soprattutto le loro bambine siano assolutamente presi di mira perché ormai è diventato un fatto mediatico. Io sono totalmente d'accordo quando parliamo appunto della genitorialità e del fatto che non debba essere lo Stato a sindacare sulle scelte anche un po' controcorrenti, appunto, per rimanere il tema delle famiglie rispetto all'educazione dei figli. Ho sentito molto spesso parlare appunto dei bambini nei campi rom, eccetera. Ed è giustissimo, sono totalmente d'accordo, chiaramente sposo questa visione e anche questo parallelismo, però Sammy, correggimi se sbaglio, mi rendo conto che praticamente tutti utilizzino sempre le stesse parole e dicano sempre le stesse cose. Ora,
a noi piace distinguerci, ma non per un fatto di moda o semplicemente per essere così presi ad esempio, a modello. Personalmente io credo che invece sia importante ecco, un po' distaccarsi e appunto parlare anche, cercare di ragionare in maniera diversa, un po' più profonda, senza fare il cosiddetto pappagallo che ripete quello che ha detto Tizio piuttosto che Caio. Questi diciamo che sono un po' gli argomenti dei quali mi sono occupata ultimamente. Altro argomento, te lo anticipo, anche se oggi non volevo entrare in una diretta così a gamba tesa con i soliti argomenti purtroppo drammatici tante volte, che il venerdì dobbiamo appunto riepilogare, riproporre. Un altro argomento, questo è devastante, credo in assoluto il peggiore di tutti, e riguarda la pedopornografia a sfondo satanico legata ovviamente ai bambini. Questo è un altro argomento tabù, non si trovano articoli, non si trova materiale, è difficile reperire qualsiasi tipo di dato a riguardo. È un argomento del quale mi sto occupando e poi chiaramente sarai il primo, se vorrai, a saperne quando sarà un po' più ufficiale la cosa, però ecco, il nostro lavoro deve essere quello proprio un po' come degli archeologi, no? Che vanno a scavare, a scoprire, cercando di dare degli spunti a coloro che ci ascoltano, che sono sempre molto attenti e sempre sul pezzo, a coloro che ci leggono, perché insomma la realtà è tante volte ben diversa da come appare, quindi secondo me il nostro lavoro e la nostra responsabilità è proprio questa, cioè scavare e fornire degli spunti diversi, e poi ognuno deve essere libero di esprimersi ed elaborare il proprio pensiero in autonomia, senza ideologie, senza necessariamente etichette politiche e quant'altro. Però insomma fermarsi sulla superficie, cosa che purtroppo tante volte, guardando a casa nostra, il giornalismo italiano fa, secondo me è un grandissimo danno e soprattutto non onora il lavoro di chi deve fare della buona informazione. Scrat, mi sto grattando la testona perché pedopornografia satanica, signori, chiaramente noi che siamo simpaticissimi ai social come Facebook e YouTube, non vedono l'ora di schiacciare il bottoncino e di ammutolirci anche su questi argomenti, ma tant'è, signori, e avete scelto una radio che si chiama Radio Libertà, è il bello che ci potete captare su tante piattaforme diverse, oltre a Facebook, YouTube, ricordiamo, potete scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, potete andare sul sito radiolibertà.net, così vedete anche il video e guardate il faccione di Sammy Varinone. Oggi sono immerso in tanti scatoloni di dolci auguri, c'è il panettone, il pandoro, le cose buone da mangiare, sono tutti vuoti però questi scatoloni, perché ce li siamo trangugiati. Ricordiamo che siamo in diretta in tutta Italia sul DAB e quindi sulla vostra radio, Autoradio DAB, schiacciate DAB e saltano fuori tante radio diversificate che non trovate in FM, e ci siamo anche noi, Radio Libertà. Insomma, cerchiamo di non farci bloccare facilmente, nonostante Chiara Soldani, che fa capolino su questa frequenza il venerdì intorno alle 11:10, oggi in via straordinaria, un po' in anticipo. Chiara, ci salutiamo con i buoni propositi, ci sono dei buoni propositi per l'anno nuovo. Io ieri nella mia tavolata di parenti e amici ho fatto un giro di buoni propositi e ce n'erano di carini, chi vuole smettere di fumare. Io alla mia famiglia ho proposto il buon proposito, visto che ho due figlioletti che hanno quasi 15 anni, maschio e femmina, e il buon proposito di cercare di mettere un po' d'ordine in camera, di quando Tabata si strucca di non lasciare il cotonino in giro per il bagno, sai, quelle cacchiate che però alla fine lo devo fare io, di quando effettivamente ci si cambia d'abito, di non lasciare poi dopo una settimana una montagna di abiti in camera che io poi non so se sarà da lavare, da non lavare, sai, comunque la servitù passa e non sa come comportarsi. Insomma, questi buoni propositi io li ho mandati avanti e ho ottenuto zero successo, però sono sicuro che qualcuno avrà apprezzato almeno la mia. Qual è il tuo buono proposito per l'anno in arrivo, Chiara Soldani? Ma Sammy, visto che hai menzionato i tuoi bellissimi figli, permettimi di fare anche pubblicamente gli auguri alla tua splendida moglie e ai tuoi figli, che sono meravigliosi, e secondo me dagli fiducia, perché credo che riusciranno poi a seguire
almeno un pochino di questo ottimo proposito che giustamente dato, perché dai, ci vuole un po' di collaborazione in casa e soprattutto disciplina, ma sono certa che i tuoi ragazzi cresceranno benissimo, perché come si dice, la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, no? Io credo fermamente in questa cosa. Guarda, in estrema sintesi, perché poi lo sai che io sono una super mega riservata e non entra mai nel dettaglio, infatti mi dicono sempre che sono piuttosto evasiva, però un buon proposito che deve essere poi un obiettivo concreto, anzi tanti obiettivi concreti, è quello di migliorare sempre, quindi elevarci sempre alla versione migliore di noi in qualsiasi ambito della vita, perché siamo tutti migliorabili e a seguito di una sana introspezione, secondo me, si capisce effettivamente laddove bisogna sempre lavorare, ed è un discorso che vale credo per tutti. Essere ancora più coraggiosa e insomma riuscire anche a fare quei salti nel vuoto che tante volte per noi persone cervellotiche, che ragioniamo sempre, siamo sempre lì a valutare, ci pensiamo, ripensiamo eccetera, è effettivamente un enorme atto di coraggio, questo insomma, e soprattutto migliorare per me, ma in primis per le persone che mi amano davvero, che devono essere sempre una fonte di ispirazione e meritano effettivamente la nostra migliore versione. Quindi credo che questo sia un grande buon proposito, e ovviamente i propositi poi, come tu mi insegni, devono essere degli obiettivi da raggiungere, insomma dei gol da segnare utilizzando il gergo calcistico, quindi speriamo di segnarli di bei gol che insomma incidano in senso determinante appunto dell'esito della partita, ma che siano anche belli da vedere, perché insomma il calcio e la vita è fatto anche di estetica e soprattutto di emozione. Vero, bisogna fare anche un po' di spettacolo e sicuramente Chiara Soldani lo fa questo spettacolo se la trovate, mica è detto che la troviate sui social, bisogna scrivere Chiara Soul su Instagram, giusto? Esattamente, con la K, perché a noi piace complicarci la vita, quindi con la K, no? Ma sì, Sammy, tanto io ogni tanto sai che ti taggo, quindi secondo me i tuoi tantissimi followers riusciranno a beccarmi, ne sono certa, Sì. come del resto spesso accade e mi fa molto molto piacere. Ormai l'allieva supera il maestro tranquillamente in follower, cercate Chiara Soul su Instagram, ma naturalmente cercate anche il sito leggifuoco.it dove Chiara Soldani spesso e volentieri scrive. Grazie davvero Chiara, buon Santo Stefano, buone feste, ma noi ci risentiamo prossimamente qui su Radio Libertà. Alla prossima! Assolutamente sì, Sammy. Un abbraccione gigante a te e buone feste a tutti, grazie. Buone feste da Sammy Varin, buon Santo Stefano, non vi lasciamo soli, adesso arriva il collega Antonino Danna che ringraziamo per la presenza, noi ci sentiamo puntualmente nel weekend, nel corso della domenica dopo le 12:30, lo sapete c'è il meglio e il peggio di Sammy Varin e poi naturalmente è una minaccia lunedì alle 7:30. Grazie a tutti voi, grazie naturalmente a chi in regia ci ha tenuto compagnia e come potremmo non abbracciare i nostri registi tecnici, chi viene qua a ripizzare la baracca, certo è una baracca, però funziona, Radio Libertà. Natalia, ci rivediamo, certo ci rivediamo, un giorno di questi siamo ancora qua, buon Santo Stefano, non tornate subito a pranzo, aspettate un attimo, dai, ciao! Avete ascoltato Potere al Popolo.